Quando la passione per i libri e la lettura diventa un reato. La polizia locale di Venezia, al termine di un'indagine effettuata dopo una segnalazione di furto alla biblioteca Vez di Mestre, ha scoperto a casa di un 48enne di Dolo una fornitissima collezione composta da migliaia di rari e costosi manuali e volumi scientifici universitari, per un valore totale stimato attorno agli 80.000 euro. Tutto rubato. Il 48enne infatti ha accumulato la sua collezione nel corso degli anni, rifornendosi regolarmente da biblioteche pubbliche e universitarie. Custodiva i suoi libri in scatoloni, sacchetti o librerie. Gli agenti sono riusciti a risalire a lui quando lunedì mattina la responsabile del servizio bibliotecario comunale li ha contattati segnalando che si stava aggirando una persona sospettata di aver già trafugato libri nelle scorse settimane. Ed era proprio lui. Nello zaino gli hanno trovato 3 libri senza le barre antitaccheggio. In tutto i volumi portati via dalla Vez sono una ventina. Facendo un inventario si è poi scoperto che i volumi erano stati rubati nelle biblioteche universitarie di Venezia, Padova, Udine, Ferrara e in quelle pubbliche di Venezia, Mestre, Spinea, Bassano, Martellago, Mira, Padova, Borgo Valsugana, Mirano, Scorzè, Ponte San Nicolò, Mogliano Veneto, San Donà di Piave, Porto Gruaro, Abano Terme, Noale e Vicenza. Il 48enne è stato denunciato per furto pluriaggravato e continuato e ricettazione. Oltre 1.000 i libri recuperati.